Alcuni preferiscono usare una parola tranquillizzante, bonifica, ma dai lavori nell'area ex gasometri di San Francesco della Vigna, stretti tra una scuola superiore e un convento del 1200, potrebbe sorgere un nuovo albergo di 6 piani, l'ennesimo in una città che ha una capacità ricettiva cresciuta negli ultimi anni al ritmo di decine di migliaia di posti letto. Anzi, proprio di fronte a quest'area di Venezia, ancora fuori dalle grandi rotte turistiche, le gru sono ben visibili a Murano, all'opera per costruire altri alberghi. Il caso di San Francesco della Vigna ha mobilitato molti veneziani ed è una storia che ha avuto eco anche a livello nazionale. Non credo proprio che una trasformazione alberghiera dei luoghi sarebbe vista di buon occhio da chi si batte per tutta la residenzialità e la vivibilità di Venezia. Potrebbero essere fatti degli appartamenti qui. Questa è l'unica variante al piano regolatore che risulta approvata e giuridicamente sarebbe fattibile, ma forse andrebbe ripensato un po' tutto l'insieme del progetto. Proprietaria dell'area degli ex gasometri è la società austriaca che ha già realizzato 4 alberghi per quasi 2000 posti letto in via Camarcello a Mestre. Il convento di San Francesco della Vigna, intanto, continua a promuovere un'attività ecumenica che si fonda su un istituto di specializzazione in teologia per favorire il dialogo tra culture e religioni, soprattutto fra le confessioni cristiane. È un convento che ha quasi 8 secoli di storia, grazie alla presenza di frati illustri come Padre Zorzi, che nel Cinquecento ha dato vita a questa realtà, soprattutto alla chiesa, opera del Sansovino, ma il quale deve integrare le teorie cabalistiche di Padre Zorzi. Teologo, filosofo, a lungo guardiano del convento di San Francesco della Vigna, nel 1525 Francesco Zorzi diede alle stampe la sua prima opera, De Harmonia Mundi, che oggi dà il nome al vino che i frati continuano a coltivare e imbottigliare in pochi esemplari in questa vigna che, come il convento, risale al 1200, un fatto pressoché unico a Venezia, ma anche un'attività che potrebbe essere messa a rischio dalla costruzione del nuovo albergo. Vorrei rivolgere un appello pubblicamente al sindaco e al consiglio comunale, che si sono fatti vanto giustamente di questa delibera sul blocco dei cambi di destinazione d'uso, che conosce già molte deroghe, ad esempio non copre le isole, a Murano ci sono gru all'opera a fare nuovi alberghi, ma quantomeno qui a Castello, San Francesco della Vigna, se quella delibera ha un senso, nel momento in cui venisse portato in comune un progetto di trasformazione alberghiera dei luoghi, la risposta può essere semplicemente no.